Amici sportivi, buonasera, eccoci con Calcio Parlando, una puntata molto particolare perché siamo in presa diretta rispetto a quello che è la conclusione del turno di campionato, il 35esimo, quart'ultima giornata, dunque siamo proprio allo sprint, soprattutto siamo in concomitanza con quella che poteva essere la partita decisiva per l'assegnazione dello scudetto. Così non è, visto che la Roma ha vinto sabato, anzi venerdì sera contro il Milan, e ha reso questa partita della Juve molto importante, sì, ma non ancora decisiva per la conquista del suo scudetto. Ad ogni modo la Juventus è impegnata questa sera sul campo di Reggio Emilia contro il Sassuolo, e c'è subito una novità importante che ha, se vogliamo, anche del clamoroso come risultato. Ce la dice Daniele Amadasi, che è collegato con noi, che ci racconterà questa sera la partita tra Sassuolo e Juventus. Ciao Daniele. Ciao Adriano, buonasera a tutti i nostri radioascoltatori. Assolutamente la novità è che al 9 minuto di gioco il Sassuolo è passato in vantaggio grazie all'8ª rete stagionale tirata da Simone Zaza, per cui la formazione emiliana ha trovato il vantaggio, direi meritato per quanto visto finora. Un tiro di Zaza comunque deviato da Ogbonna, che è andato quindi a superare Buffon. È da segnalare che nel corso dei primi 20 minuti di gara la Juventus non è mai andata a tiro nei confronti di Pegolo, viceversa il Sassuolo si è già fatto vedere 3 volte dalle parti di Buffon. Al secondo minuto con Sansone un tiro finito di poco lato, poi al 9° minuto con la rete di Zaz, poi ancora al 16° un'occasione per Sansone che dai 18 metri ha sparato alto. Nel frattempo adesso è arrivato un altro tiro da parte di Flores, parata facile di Buffon, una Juventus che comunque fa fatica a giocare su un campo reso a dir poco pesante dalla pioggia che sta cadendo da tantissime ore su Reggio Emilia. Un Juventus che quindi sta giocando lenta, circolazione di palla quindi poco veloce. Questo sta per adesso favorendo il Sassuolo, che ricordiamo quando siamo giunti al minuto 21 conduce 1-0 nei confronti della Juventus. 5 punti in più della formazione bianconera nei confronti della Roma. Questo è il distacco che è diventato tale da venerdì sera, quando i giallorossi hanno battuto il Milan per 2-0 allo Stadio Olimpico con i gol di Pjanic e di Gervinho. Un distacco ovviamente provvisorio, come spesso abbiamo visto anche nel corso di questo finale di stagione, cioè la Juventus che era chiamata a giocare sapendo il risultato spesso di vittoria da parte della Roma. La Roma che tra l'altro ha raggiunto la sua 9ª vittoria consecutiva con il 2-0 realizzato a spese del Milan. Detto questo, chiaro che la Juve spesso e volentieri si è fatta trovare pronta rispetto alle risposte che doveva dare in classifica. Vedremo se sarà così anche stasera. Non ha cominciato bene la Juve, come ci ha raccontato Daniele Amadasi, sotto appunto di 1-0, ha segnato al 9° minuto Simone Zaza. Non c'è Berardi nel Sassuolo, ricordiamo squalificato così come lo era nel match di andata. Oggi la formazione di Eusebio Di Francesco deve rinunciare a quello che è il suo puntero, un Berardi che ha realizzato soltanto 4 gol nel 2014, anzi 5 per la verità, dopo nel caso l'exploit contro il Milan, in cui è stato autentico mattatore. Poi c'è stato il gol a Livorno, un lunghissimo digiuno, e poi la settimana scorsa la rete contro il Chievo, fondamentale per il Sassuolo per quanto riguarda ovviamente la sua classifica. Lo è molto ovviamente per adesso quella di Zaza, perché la formazione emiliana, se così dovesse finire, farebbe un bel balzo in avanti, 31 punti, togliendosi dalla zona per non retrocedere in quelle che sono le sabbie mobili in cui si è vista invischiata per tutto il campionato. Supererebbe il Chievo, staccherebbe il Bologna, sarebbero davvero punti vitali per la squadra neroverde, sommati a quelli di settimana scorsa ottenuti a Verona. In ogni modo siamo solo a metà del primo tempo, un quarto di partita che se è andata. Vedremo ovviamente se la Juventus reagirà. Daniele. Sì, c'è da segnalare che il Sassuolo per la prima volta in campionato dovrebbe anche andare a vincere 2 gare di fila, una formazione neroverde che negli ultimi 3 turni comunque ha portato a casa qualcosa come 7 punti, le vittorie esterne di Bergamo contro l'Atalanta e poi di Verona contro il Chievo nelle mezze, il pareggio
interno contro il Cagliari. Da segnalare che in casa il Sassuolo fino adesso ha vinto in campionato 4 volte sulle gare giocate proprio al Mapei Stadium, e giustamente ha ricordato che lo scalpo primario è stato quello del Milan in quell'incredibile 4-3. La Juventus per contro in trasferta ha già perso 2 volte quest'anno a Napoli e a Firenze. Vedremo se lascerà le penne sul campo di Reggio Emilia. Segnalare che 2 minuti fa c'è stata la prima occasione da rete per la Juventus con Tevez che praticamente dai 18 metri è andato a sfiorare la porta difesa da Pegolo. A tal proposito possiamo dare anche le formazioni: Sassuolo 4-3-3, Pegolo in porta, in difesa Longhi, Cannavaro, Antei e Gazzola, a centrocampo Cisbà, Marianelli e Ziegler, in fase offensiva Zaza, Floro, Flores e Sansone. Da registrare che Marianelli è stato premiato per le 300 presenze con la maglia nero-verde. Poi ci sono 2 pseudo, definiamoli ex, nel Sassuolo. Uno è Ziegler, anche se di fatto non ha mai giocato con la maglia della Juventus perché era arrivato proprio nel primo anno di Conte, che non l'ha voluto poi aggregare a ritiro finito con la maglia bianconera. L'altro invece, diciamo così, è Zaz, che di fatto ha a livello di cartellino la comproprietà con la Juventus, alla pari di Berardi infortunato e di Marrone che è in panchina. I bianconeri invece di Conte rispondono con il classico 3-5-2, fuori dall'11 titolare Link, Stanner, Bonucci e Vidal, così Buffon in porta, in difesa Ogbon, Chiellini e Barzagli, sugli esterni Isla e Asamoah, a centrocampo Pirlo, Pogba e Marchisio, in fase offensiva Llorente e Tevez. Minuti 25, Sassuolo 1, Juventus 0, e direi che fino adesso i punti di differenza fra le due formazioni, i 90 della Juventus e i 28 del Sassuolo, non si stanno Adriano facendo vedere. Tripletta di Tevez, gol di Peluso nel 4-0 della Juventus, rifilato al Sassuolo nel match di andata allo Juventus Stadium il 15 dicembre, una Juventus che ecco, rispetto a quanto sta succedendo fino a questo momento oggi, ha fatto valere il proprio strapotere. Era ovviamente una situazione diversa, c'è un Tevez che abbiamo detto essersi ecco, così elevato a protagonista del primo tiro in porta, la prima occasione per la Juve in questa partita proprio alcuni minuti fa. Juve che dunque si è fatta vedere, ha cominciato a architettare così una risposta al Sassuolo dopo il gol di Simone Zaza, in una squadra, quella di Francesco, che certamente possiamo considerare una sorta di succursale della Juventus per alcuni elementi, come ricordavamo anche prima in sede di presentazione anche delle due formazioni che si stanno affrontando. Ecco, nel 4-3-3 di Eusebio Di Francesco c'è sicuramente anche un'impronta, non necessariamente oggi, ma più in linea generale di una Juventus che ha fatto leva sui buoni rapporti con la squadra neopromossa, quella che è passata anche nel corso della stagione tra le mani di Alberto Malesani per poi tornare a Di Francesco. Per adesso sta mantenendosi sopra la linea di galleggiamento, certo che non recita da comparsa in questo campionato. C'è da vedere ancora una Juve, Daniele, che si trova a metà del guado rispetto ai due impegni fondamentali comunque di Europa League, perché parliamo di semifinali ancor più, che adesso ci sarà da rimontare il Benfica giovedì prossimo nella semifinale di ritorno a Torino. Ecco, ne abbiamo parlato anche sabato, anche con Antonio Sala, che era nostro ospite, di come sia cambiato nel corso del tempo, nel corso delle settimane, il mirino della squadra di Antonio Conte, cioè prima la volontà di arrivare a questa quota record storica, peraltro dei 100 punti in campionato, unitamente alla vittoria dello scudetto. Adesso però l'Europa League solletica l'appetito, indubbiamente. Assolutamente. Nel frattempo segnaliamo che dopo il tiro di Tevez c'è stata anche la prima parata di Pegolo su un tiro di Pogba. Adesso la Juventus invece è andata a calciare il primo angolo della partita, però non è scaturito nessun pericolo. Tornando invece al discorso Europa League, probabilmente Adriano l'appetito viene mangiando. In casa bianconera si è avuto dopo il passaggio del turno contro la Fiorentina, quindi poi l'eliminazione del Lione e poi la sfida con il Benfica per una gara comunque che ha portato la Juventus, diciamo, a un passo dalla finale di un'Europa League che, ricordiamo, si giocherà il prossimo 14 maggio proprio allo Juventus Stadium. Una gara molto particolare che la Juventus cercherà
di ribaltare una sconfitta di misura 2-1, per cui assolutamente avversario non semplice, però la Juventus in casa potrà far valere la legge dello Juventus Stadium per una formazione bianconera che di fatto gli basterà anche un semplice 1-0 per eliminare il Benfica ed approdare alla finale scudetto. Però giustamente fra l'impegno di Europa League ci sono anche le vicende del campionato. Lunedì che la Juventus dovrà giocare, oggi sta giocando a Reggio Emilia contro il Sassuolo e settimana prossima invece in casa contro l'Atalanta, 2 gare importanti che di fatto in caso di 6 punti avrebbero portato alla matematica conquista dello scudetto della Juventus con 2 giornate di anticipo. Invece, stante il risultato di adesso, il campionato risulterebbe, direi, quasi riaperto, con una Juventus che rimarrebbe soltanto a +5 nei confronti di una Roma, e considerando che oltre all'impegno, l'abbiamo detto, che la Juventus dovrà fare alla terz'ultima di campionato contro l'Atalanta e poi all'ultima contro il Cagliari, nel mezzo ci sarà la sfida della giornata numero 18 di ritorno, quando all'Olimpico si affronteranno proprio Roma e Juventus. E a livello di impegni ricordiamo che i giallorossi, oltre allo scontro diretto, dovranno giocare a Catania nel prossimo turno di campionato e poi affronteranno il Genoa. Vedremo se questo Roma-Juventus in scaletta per la penultima giornata sarà davvero infuocato, sarà davvero di valore per quanto riguarda la lotta scudetto, ecco, se non magari in via veritiera, quantomeno in termini matematici è chiaro che potrebbe acquisire un minimo di significato. Diciamo, se dovesse davvero mantenersi il distacco di 5 punti, arrivare a 2 giornate dalla fine con questo Roma-Juventus da giocarsi, chiaro che per la Roma le possibilità sarebbero comunque ridottissime. C'è una Juve da battere, c'è ovviamente anche da considerare che a parità di punti la Juventus è in netto vantaggio. 3-0 dell'andata significa molto, quasi a voler essere stati lungimiranti ad un certo modo per la formazione bianconera. In questo momento Roma-Juventus può essere un capitolo significativo per quanto riguarda lo scudetto, e chissà che magari la Juve non possa andare a vincerlo proprio all'Olimpico contro la Roma. Questo tricolore lo ha fatto il Milan nel 2011, ricorderete quello 0-0 che il 7 maggio le consegnò, 7 maggio del 2011. Lo scudetto è stato rievocato anche questo precedente alla vigilia della partita di venerdì sera, ma è servito a poco farlo per la squadra rossonera, che ha perso 2-0 contro gli 11 di Rudy Garcia. Invece la Juve si trova comunque a poter fare i conti, a poter gestire. Ricordiamo che i bianconeri giocheranno anche lunedì prossimo in posticipo in questo Monday Night. Sarà l'Atalanta l'avversario di turno allo Juventus Stadium, quindi un po' un frullatore pieno di impegni per la Juve tra campionato ed Europa League. C'è intanto, Daniele, una reazione da parte della Juve a questo svantaggio? Siamo alla mezz'ora del primo tempo a Reggio Emilia. Ma direi che l'unica reazione è stata probabilmente quel tiro di Tevez al 21esimo e poi un altro tiro di Pogba. Per il resto il Sassuolo ha ripreso, diciamo, anche a correre di più. Si vede comunque un'evidente per adesso differenza fisica e di corsa fra le due formazioni. Il Sassuolo logicamente gioca in contropiede con i propri esterni, soprattutto con Zaza, Flores e Sansone. Sta comunque mettendo in seria difficoltà la difesa bianconera, una Juventus che, ribadiamo, gestisce la partita a livello di possesso palla. Non ho sotto di me proprio il minutaggio esatto, però di sicuro il possesso palla risulta a favore della Juventus, però la circolazione proprio delle pallone è molto lenta e soprattutto i centrocampisti bianconeri fanno molta fatica a trovare gli esterni. Di fatto Samoa non è mai stato chiamato in causa, Isla dall'altra parte ha cercato soltanto in un'occasione, diciamo così, di saltare l'uomo per mettere la palla in mezzo, e poi probabilmente anche questo campo pesante in questo momento non sta aiutando una Juventus che probabilmente anche a livello psicologico è andato un po' a pagare la rete subita dalla formazione di casa, che, ricordiamo, nelle ultime 3 giornate ha fatto 7 punti e soprattutto è in un trend positivissimo, considerando che il Sassuolo partiva proprio da questa giornata essendo già salvo, perché ricordiamolo che in arrivo a pari punti fra la formazione modenese e le Bologna saranno proprio i festini a retrocedere, quindi anche questo è un dato importante in casa nero-verde per un Sassuolo che oggi, ricordiamolo, portare via un punto vorrebbe
dire magari una buona fetta di salvezza, non immaginiamo se la formazione proprio di casa di Francesco riuscisse a portare a casa una vittoria, che vorrebbe probabilmente dire quasi la matematica salvezza, considerando che addirittura, oltre che lasciare il Bologna dietro di 3 punti, proprio il Sassuolo andrebbe anche a superare un Chievo Verona ieri, rimasto a quota 30 punti dopo l'incredibile Harakiri di Maratti. Sì, dunque un Sassuolo che è sempre in vantaggio, 34esimo, dato sul possesso palla, intanto diamo 67% della Juventus, 33% per il Sassuolo, quindi precisiamo anche... Era abbastanza evidente. Sì, esatto, per certificare anche quello che stavi dicendo te, relativo all'andamento della partita. Juve per adesso bloccata, anche fiacca se vogliamo nel primo tempo, alla cui conclusione mancano esattamente 11 minuti. Pareggio della Juventus, è arrivato quindi la rete di Carlos Tevez, minuti 35, arriva la 19esima rete in massima serie per Tevez, 19 gol, e dopo questo dovrebbe essere anche a memoria la 31esima presenza di Tevez. In improvvisazione della Juventus, contropiede, la palla di Marchisio è arrivata a Tevez, che praticamente dal limite dell'area è andato a superare Fegolo, probabilmente c'è stata anche una deviazione sul tiro di Tevez, per cui, come nel caso di Simone Zaza, il tiro era stato deviato da Ogbonna, mi sembra di aver visto anche una deviazione di un difensore del Sassuolo nel pareggio della Juventus, che improvvisamente quindi si riporta sulla situazione di parità 1-1. Quindi Tevez ancora in gol dopo, come hai detto, la tripletta realizzata nel match di andata contro il Sassuolo. È un Tevez che ancora una volta va a segno, il 19esimo gol del giocatore argentino che aggancia Luca Toni nella classifica marcatori particolari. Questo perché ieri Toni di gol ne avrebbe anche fatti 2, ma il secondo si è deciso di attribuirlo al portiere del Catania Frisone, ovviamente come autorete, per cui un Toni che nel momento del fischio finale di Verona-Catania era capocannoniere parità di gol con Immobile, si è poi visto togliere un gol e anche vedere Immobile scappare via, perché l'attaccante del Torino un centro lo ha realizzato nella partita contro l'Udinese, quindi da situazione di 20 pari si è andati a 21-19 in favore di Ciro Immobile. Adesso questo gol di Tevez, il 19esimo, che vale il pareggio per la Juventus. Quando ci avviciniamo alla chiusura del primo tempo, di minuti ne mancano 9, la Juventus ha pareggiato sul campo di Reggio Emilia al Mapei Stadium contro il Sassuolo. La risposta al gol di Simone Zaza è stata di Carlitos Tevez, gol che riequilibra la situazione, che potrebbe fare che potrebbe innescare, ecco, un nuovo andamento, ecco, della partita. Come hai detto, la Juve si è risvegliata più che dal contraccolpo subito da una sorta di non gioco, come ci ha raccontato Daniele, sterile piuttosto, prima del gol di Tevez, che ha riequilibrato la situazione. Ricordiamo peraltro che la partita era stata preceduta, Daniele, da questo botta e risposta tra Conte e Garcia, allenatore della Roma. Ieri è arrivata, insomma, questa replica da parte di Conte alle parole dell'allenatore della Roma, ecco, a cavallo del weekend in cui né la Roma né la Juventus erano impegnate. Si è andati un po' con questo siparietto tra i due allenatori delle squadre che stanno comandando il campionato di Serie A. Ma penso che sia un po' il gioco delle parti, soprattutto di un allenatore che sta facendo benissimo in casa romanista, che se non avesse trovato una Juventus che sta battendo tutti i record avrebbe probabilmente portato uno storico scudetto a Roma, per cui si cerca un po' di alzare magari qualche polemica, per cui l'allenatore della Roma è andato a dichiarare che le formazioni contro la Juventus non si impegnano, ma probabilmente non conosce un po' la storia del calcio italiano. Dall'altra parte ha ricevuto un po', diciamo così, delle accuse di provincialismo, probabilmente dovute al fatto che l'allenatore francese della Roma è nato in un paesino di 12.000 abitanti, per cui di certo non una metropoli, per cui direi che fa parte un po' del gioco delle parti, soprattutto di una Roma che
sta, ricordiamo, facendo un campionato strepitoso, ha fatto 85 punti, quindi considerando anche che la formazione giallorossa vada a vincere tutte le prossime 3 gare, quindi mettiamoci dentro anche lo scontro diretto con la Juventus, arriverebbe a quota 94, ecco. Non vincere uno scudetto con 94 punti sarebbe veramente una beffa incredibile. La Juventus di fatto, avendo 90 punti prima della partita odierna, giusto per la matematica gli basterebbero 4 o 5 punti, considerando che pari merito vincerebbe la Juventus lo scudetto, quindi diciamo che la Roma, giusto per divertirci anche nei calcoli, nella gara di ritorno supera la Juventus 3-0 con lo stesso punteggio, e i bianconeri dovrebbero fare poi 5 punti nelle ultime 3 gare, per cui verosimilmente lo scudetto è molto più vicino alla Juventus, e direi che da parte dell'allenatore della Roma si cerca magari qualche piccolo appiglio per innervosire un ambiente, oppure magari cercare di stimolare qualcun altro, ma soprattutto Adriano penso che sia dovuto dal fatto che perdere uno scudetto realizzando il record di punti storici in casa giallorossa di sicuro è una cosa che non fa piacere all'allenatore e all'ambiente, nonostante l'ottimo campionato che i giallorossi stanno facendo. Sì, dunque una Roma che certamente non smette mai di stupire, anche per quelli che sono i numeri, anzi soprattutto per quelli che sono i numeri da record. È cominciato con 10 vittorie in altrettante partite del campionato dei giallorossi, e a questo si sta andando incontro nuovamente. Siamo a quota 9, la possibilità che la Roma vada di nuovo in doppia cifra per quanto riguarda le vittorie consecutive, visto che domenica affronterà l'ultima della classe, ci sono tutte. Senz'altro i giallorossi di Garzia stanno concludendo la stagione come l'avevano cominciata, anche con numeri da primato per quanto riguarda la fase difensiva. Soltanto 19 i gol subiti, quello che invece questa sera ha realizzato Simone Zaza per quanto riguarda il Sassuolo è stato il 23esimo centro incassato dalla Juventus, quindi c'è una differenza di 4 gol subiti tra l'una e l'altra formazione che comandano il campionato, Juventus e Roma. Bianconeri che invece hanno segnato 2 gol in più della Roma con questo di Tevez, dunque siamo lì, se vogliamo, anche per quanto riguarda la statistica dei gol fatti e subiti. In ogni caso per la Roma ci sono da spendere solo elogi, anche un discreto margine, anzi più che discreto, 16 punti rispetto al Napoli che è terzo. Roma che certamente anche in tal senso ha un po' fatto il vuoto dietro di sé per quanto riguarda un exploit davvero significativo. 41 minuti a Reggio Emilia, Sassuolo Juve, si sta concludendo il primo tempo, Daniele. Si sta concludendo con il Sassuolo che è andato vicinissimo al raddoppio, un tiro di Zaza di una parata di Buffon, quindi è andato a deviare la palla in angolo, per cui i padroni di casa sono andati ancora vicini al nuovo vantaggio, per cui è una partita completamente aperta e il Sassuolo la sta giocando, per cui la Juventus adesso in questo momento sta agendo in fase di contropiede. Prima dovevo anche ricordare che nel gol di Tevez probabilmente è stata l'azione più veloce della Juventus, partita proprio in contropiede, quindi quella velocità che era mancata nella prima mezz'ora ha portato poi la Juventus alle pareggio. Adesso seguiamo in diretta ancora un'azione dei bianconeri con Llorente che scarica la palla dietro a Marchisio, arriva adesso sulla fascia sinistra per Asamoah, riceve ancora la palla da Llorente, ma arriva poi probabilmente una segnalazione di fuorigioco, per cui si ripartirà dopo 42 minuti di gioco. Sassuolo 1, Juventus 1, quindi siamo entrati negli ultimi 3 minuti di gara di questo primo tempo. 5-1 in favore del Sassuolo il conto dei calci d'angolo, anche a testimonianza di come la formazione di Francesco stia premendo, se la stia giocando alla pari, a viso aperto. Il vantaggio lo conferma, il vantaggio maturato per una ventina di minuti abbondanti, lo conferma nella Monday Night di oggi, con questa Juve capolista che sta facendo fatica per fronteggiare una squadra destinata, lo vedremo se a salvarsi o meno, sicuramente a lottare fino al termine, perché il rendimento delle ultime partite, come ricordavamo prima, è dalla parte del Sassuolo decisamente, e questa sera si vuole
ovviamente andare a dire la propria. Sassuolo, che tra l'altro ricordiamo ha anche pareggiato all'Olimpico contro la Roma nel girone di andata, Roma che ha vinto 10 partite consecutive, ma poi tra gli altri stop che ha accusato, oltre al primo, quello di Torino contro il Granata, una partita terminata 1-1, è inciampata pesantemente a dispetto di un risultato che invece ci poteva stare, appunto contro il Torino in trasferta, nella partita casalinga con il Sassuolo, i neroverdi che hanno rimontato proprio allo scadere, raggiungendo la Roma di Garzia sull'1-1. Era il mese di novembre, quindi anche quelli chissà che non possano essere davvero i punti destinati a fare la differenza alla lunga, anche se poi c'è stato uno scontro diretto tra Juventus e Roma in cui basta sapere solo il risultato per farsi un'idea di quello che è stata poi la distanza, anche se poi nel lungo periodo la Roma ha sempre, spesso e volentieri, dimostrato di essere sul pezzo, e con questi 85 punti maturati fino a questo momento il ruolino è di tutto rispetto per la squadra capitolina, che venerdì ha battuto il Milan, lo ricordiamo, 2-0, nona vittoria consecutiva, una squadra che ricordiamo ha anche perso Strootman per tutto l'arco della stagione di questa, ovviamente della conclusione di questa, ma anche parlando del primo segmento della prossima, con ovviamente i mondiali di mezzo. Strootman che si è infortunato gravemente nella partita contro il Napoli di metà febbraio, e ha dovuto chiudere anzitempo la stagione, e anche questo risvolto sicuramente può aver influito. È scoccato il 45esimo minuto a Reggio Emilia, Daniele, vediamo. È arrivato in effetti il fischio di D'Amato proprio per dare la fine di questo primo tempo. È giusto anche per ricordare, prima hai detto l'ottimo risultato che aveva fatto magari il Sassuolo in trasferta contro la Roma, c'è da segnalare che la formazione di Francesco quest'anno aveva pareggiato anche a San Paolo contro Napoli, proprio con una rete di Zaza che aveva sbloccato la situazione. Quindi dopo i primi 45 minuti di gioco, Sassuolo Juventus 1-1, marcatori dopo 9 minuti Simone Zaza per la formazione di casa, al minuto 35 il pareggio di Tevez, angoli 5-1 per il Sassuolo, possesso palla a favore della Juventus e nessun ammonito. Abbiamo detto prima, giusto per ricordare, della corsa scudetto, gli impegni di Juventus e Roma, e ricordiamo che nella corsa a salvezza Sassuolo e Bologna, considerando che sono le due squadre che in questo momento si stanno giocando insieme al Chievo la permanenza in massima serie, considerando che Livorno e Catania hanno pressoché un piede e mezzo già in Serie B, c'è da segnalare che il Sassuolo dovrà andare a giocare prima a Firenze contro la Fiorentina, poi ospitare il Genoa, ultimo turno a San Siro contro Milan, quindi due trasferte difficilissime contro Fiorentina e Milan. Probabilmente gli unici punti in casa potrebbero arrivare dalla sfida contro il Genoa che nel prossimo turno affronterà proprio il Bologna a Marassi, Bologna che poi ospiterà il Catania in casa, e Bologna che poi sarà ospite della Lazio, per cui probabilmente la lotta alla classifica, quindi per il discorso salvezza tra Sassuolo e Bologna, sarà deciso dal risultato di Bologna-Catania e poi probabilmente dalla sfida di Sassuolo e Genoa. Questo per queste due formazioni. Chievo Verona invece affronterà in casa Torino-Inter e poi dovrà giocare a Cagliari. Torneremo a occuparci di Sassuolo-Juventus tra una decina di minuti circa, quando ricomincerà la partita, al secondo tempo, partendo da questo 1-1, il botta risposta tra Simone Zaza e Carlitos Tevez, i due bomber, ecco, delle rispettive squadre. Oggi nel Sassuolo peraltro manca Berardi, lo abbiamo ricordato, quindi Zaza si prende a pieno titolo il ruolo di puntero per quanto riguarda la squadra neroverde. Apriamo questa finestra nell'intervallo di Sassuolo-Juve partendo purtroppo da una notizia spiacevole arrivata ieri sera, dopo che sabato nel corso della nostra trasmissione con Calcio Parlando abbiamo così oltretutto dato la notizia, commentandola soprattutto di Tito Villanova, che è scomparso, ci ha lasciato, non è riuscito a sconfiggere un
tumore. Ieri è venuto a mancare Vujedin Boskov, allenatore che insomma ha fatto un po' la storia del nostro calcio, soprattutto per quanto riguarda la Sampdoria. Ecco, ci piace anche ricordarlo, un personaggio simpatico, oltretutto non solo un grande allenatore, Daniele. Assolutamente, un allenatore che è entrato nella storia per aver guidato la Sampdoria nella stagione 90-91, uno storico scudetto, quindi con i vari Paiuca, Mancini, Gianluca Vialli, poi un allenatore che è arrivato vicinissimo anche alla vittoria di una Coppa dei Campioni, sfumata soltanto al 120° minuto per un'incredibile punizione dai 30 metri di Koeman. Ieri è arrivata questa notizia, soprattutto un fine settimana, diciamo così, abbastanza nero da questo punto di vista, perché avevamo visto prima il Barcellona andare a salutare Tito Villanova e poi il calcio italiano che ieri sera ha avuto la assolutamente brutta notizia della morte di Vujedin Boskov, un allenatore famosissimo soprattutto anche per la simpatia con cui viveva il calcio, per le sue frasi, per le battute tipo quelle classiche: rigore quando arbitra fischia, oppure quando prima di un derby era andato a paragonare praticamente la corsa di Ossocani in giardino con quella di un giocatore del Genoa Perdomo. Però ce ne sono veramente tantissime, tante chicche di uno allenatore che faceva proprio la scuola del calcio, per cui tanti calciatori oggi hanno portato i loro ricordi, come Mihajlovic e soprattutto anche magari come un Francesco Totti, che aveva proprio esordito in prima squadra con Boskov, per cui il nostro saluto va a un personaggio che ha fatto veramente la storia del calcio in Italia e non solo. Ricordiamo che le linee sono aperte per intervenire questa sera in diretta con noi, 0266203529, chiamateci naturalmente per parlare di calcio. Siamo in onda fino alle ore 22 con anche la diretta di questo Sassuolo-Juventus. Il posticipo per ora è parità 1-1. Dopo il 2-0 della Roma di venerdì sera sul Milan, il derby dell'Appennino è stato nettamente a favore della Fiorentina, 3-0 sul campo di Bologna, pareggio a reti inviolate invece tra Inter e Napoli sabato sera. Ieri un punteggio nettissimo, quello di 4-0 del Verona contro il Catania. Il Cagliari ha battuto il Parma 1-0, vittoria esterna, l'unica della domenica da parte della Lazio, 2-0 sul campo di Livorno. In rimonta e in extremis anche con l'uomo in meno, quindi grande vittoria da parte invece della Sampdoria, 2-1 quella contro il Chievo. Torino Udinese 2-0 e poi nel posticipo l'1-1 di Atalanta Genoa, laddove la formazione nerazzurra ha anche fallito un calcio di rigore. Perin ha parato su German Dennis. 1-1 per il momento anche tra Sassuolo e Juventus. Risultati che Daniele, se volevamo cercare una squadra così destinata a prendersi questo sesto e ultimo posto per l'Europa League, gettano ancora più mistero, più pathos su questa corsa, su questa volata finale a 3 giornate dalla fine, perché ha sì perso il Parma, che a lungo ha comandato le operazioni, ha perso anche il Milan peraltro venerdì sera, però la vittoria della Lazio, la vittoria del Torino, la vittoria del Verona fanno sì che sicuramente sarà infiammata questa volata per il sesto posto. Lunedì prossimo c'è Lazio-Verona, tra l'altro, allo Stadio Olimpico. Sì, è una corsa per l'Europa League, direi molto bella, ma soprattutto che porterebbe magari qualche formazione come il Torino, l'Hellas Verona e il Parma al raggiungimento di un qualche cosa che era assolutamente imprevisto all'inizio della stagione. Viceversa sarebbe, diciamo così, una consolazione in casa Lazio o casa Milan, considerando che però, ribadiamo, lo sesto posto non porta direttamente all'Europa League, bensì al penultimo turno preliminare, quindi vorrebbe dire scendere in campo a fine luglio, poi i primi di agosto, passare il turno, andare a fare i playoff a fine di agosto e poi eventualmente entrare nella fase a gironi, per cui è un percorso molto lungo. Vedremo come finirà. Certo che il Torino che abbiamo visto ieri è una squadra che ci crede in assoluto, ha una coppia gol strepitosa come quella composta da Cerci Immobile, è arrivata già a 34 reti stagionali e soprattutto è -3 del record assoluto della famosa coppia di Pulic e Graziani, che arrivò a 37
reti, un Immobile che guida la classifica marcatori con 21 reti e probabilmente si è anche guadagnato, direi strameritatamente, la maglia azzurra per andare ai mondiali di Brasile 2014. Quindi sulla carta probabilmente il Torino ha la formazione che adesso risulta lanciata verso questo traguardo, però ci sono tre giornate da giocare e soprattutto tanti scontri diretti. Poi ricordiamolo, ci sono 5 squadre racchiuse in un solo punto, perché Torino, Lazio e Hellas Verona hanno 52 punti, Milan e Parma 51. Il Milan avrà un derby abbastanza particolare, perché sarà un derby da ultima spiaggia per una formazione rossonera che cercherà in tutte le maniere di arrivare al 6° posto, perché quantomeno la partecipazione in Europa League potrebbe far arrivare qualche sponsor nuovo in una società rossonera che, lo continuiamo a dire, ha grossissimi problemi a livello finanziario, e quindi rimanere fuori un anno dalle coppe europee sarebbe veramente una cosa molto, molto grave per le casse rossonere. Un turno, quello prossimo, che tra l'altro sarà decisamente spalmato su 3 giorni questa volta, però non è incluso il sabato, perché sabato sera si disputerà all'Olimpico di Roma la finale di Coppa Italia. Napoli-Fiorentina è la novità, è un inedito sotto questo punto di vista per la finale della Coppa Nazionale. 2 squadre, appunto la Fiorentina e il Napoli, che poi recupereranno il proprio impegno di campionato al martedì, quando la Fiorentina dovrà giocare contro il Sassuolo in casa, e sempre tra le mura domestiche il Napoli invece se la vedrà con il Cagliari. La sera prima, quindi lunedì, Lazio-Verona e Juventus-Atalanta, partita che potrebbe valere lo scudetto per la squadra di Antonio Conte. Staremo a vedere ovviamente anche in funzione dei calcoli e dei risultati della Roma, ma anche e soprattutto per quello che potrà accadere nel secondo tempo di questa sera, mentre domenica sarà impegnata proprio la formazione giallorossa in casa del Catania. Tra le altre partite, come ricordavi, spicca il derby tra Milan e Inter, collocato in posticipo serale. Ci sarà alle 15 invece anche Chievo-Torino. Ha respinta la richiesta da parte del sindaco di Torino, ma anche soprattutto della società Granata, per la quale non era gradito questo giorno 4 maggio come disputa di una partita, perché il 4 maggio si commemora la tragedia di Superga del 1949, quindi avrebbe voluto così la società che la squadra del Torino presenziasse anche a tutta quella che è la cerimonia. Lo farà invece la formazione primavera, nel caso specifico in questo 4 maggio 2014, in cui invece viene collocata Chievo-Torino con inizio alle ore 15. Oggi la Lega Serie A ha confermato dopo l'assemblea di Lega. Questo anche il quadro del prossimo turno. C'è però inevitabilmente anche una lotta a salvezza di cui non possiamo non tenere conto, anche in funzione poi della partita di questa sera, perché sono punti importantissimi quelli che si sta giocando il Sassuolo. A un certo punto, vincendo con la Juve, era a 31 punti, scavalcando il Chievo e staccando il Bologna. Quindi una vittoria questa sera sarebbe davvero preziosissima a dir poco per la squadra di Di Francesco. Ieri il Catania, dopo il 4-0 subito a Verona, può considerarsi già in Serie B o quasi. Il Livorno, tornato nelle mani di Nicola, ha perso però di nuovo contro la Lazio, si trova a -3. Di fatto sembra delineato, Daniele, che Bologna e Sassuolo debbano essere lì a giocarsi questo terzultimo posto, questa terza posizione in cui nessuno ovviamente vuole cadere. Il Chievo ieri ha dilapidato un vantaggio di un gol, ma anche di un uomo, a Genova contro la Sampdoria. Di buono c'è che hanno perso tutte le altre, solo il Sassuolo per adesso sta facendo punti. La corsa salvezza che probabilmente vedrà, diciamo così, la linea di salvataggio quota 31/32 punti, quindi la più bassa degli ultimi anni. Ieri Chievo ha sprecato un'occasione incredibile, era un match point, vinceva in casa la Sampdoria, aveva l'uomo in più e è riuscito a perdere una gara incredibile, e speriamo per la simpatica formazione del Chievo che non costi magari un'incredibile retrocessione, ma secondo me la terza formazione retrocesso uscirà proprio fra
Sassuolo e Bologna. Penso che Bologna in casa andrà a superare il Catania, così come il Sassuolo riuscirà a superare il Genoa, per cui consideriamo le due squadre a quota 31 punti, poi hanno delle trasferte veramente difficilissime, per cui è una quota salvezza che si decide proprio su 1 o 2 punti, per cui come il Chievo ieri ha perso dei punti fondamentali, però vedremo se riuscirà a recuperarli. Magari in casa avrà 2 sfide non certo facili contro il Torino, però all'ultimo turno ha un Inter che probabilmente sarà tranquilla e sicura del quinto posto, poi andrà a giocare fra 2 turni la formazione di Corini in casa di un Cagliari che ieri è riuscito praticamente a blindare la massima serie, quindi a raggiungere proprio la quota salvezza, per cui è un campionato che ovviamente si deciderà proprio fra Sassuolo e Bologna. Livorno e Catania li consideriamo già spacciate, soprattutto anche per il calendario. Il Livorno nelle ultime 3 giornate deve affrontare l'Udinese, la Fiorentina e il Parma, quindi direi punti fattibili 0. Il Catania viceversa affronta la Roma, poi andrà sul campo del Bologna e poi affronterà nell'ultimo turno di campionato l'Atalanta, per cui a meno che il Catania superi proprio la Roma, quindi arrivi a quota 26, poi vada a giocarsi la massima serie contro il Bologna, oppure il Catania, come è logica, andrà a perdere contro la Roma nel prossimo turno di campionato, e qui risulterebbe già retrocesso in Serie B. Per quello che riguarda invece la presentazione del prossimo turno numero 36, giustamente Adriano ha ricordato che si giocherà fra domenica, martedì, sabato c'è questo anticipo, la finale di Coppa Italia fra Fiorentina e Napoli, una Fiorentina che arriverà senza Quadrado, senza Gomez e con Rossi in panchina. Napoli invece molto probabilmente recuperare Higuain, e quindi a livello di formazione c'è una Fiorentina in piena emergenza contro un Napoli invece che si presenterà in formazione tipo. Sì, dunque per quel che riguarda la quota salvezza fa quasi sorridere pensare che spesso e volentieri si parla di 40 punti in relazione a quello che stiamo vedendo quest'anno. Nessuno probabilmente arriverà nemmeno a 35, come dicevamo prima, è assolutamente impensabile. Parliamo di squadre destinate a salvarsi e che dovrebbero realizzare 9 punti da qui alla fine, cioè vincerne 3 su 3. Sembra davvero un qualcosa di impossibile. Si è tracciato un solco anche abbastanza netto ieri tra l'Udinese e il Chievo. 9 punti sono tantissimi in questi casi, perché ieri l'Udinese tra l'altro pur perdendo sul campo di Torino, ma c'è un Cagliari che invece ha vinto la sua partita contro il Parma. 9 punti tra il 15° posto dell'Udinese in coabitazione appunto con gli isolani ed il Chievo che invece è fermo a 30. Gli ultimi 270 minuti andranno a fare luce su quella che sarà l'ultima vittima, considerando, se vogliamo, Catania e Livorno come già condannati in questo momento, anche i 3, che ci sono i 3 punti che ci sono tra Livorno e Sassuolo, che invece agli stessi del Bologna possono essere qualcosa di piuttosto significativo visto il ritmo. La settimana tra l'altro propone anche le gare di ritorno di Champions League per quanto riguarda le semifinali. Siamo in equilibrio assoluto tra Chelsea e Atletico Madrid, si riparte dallo 0-0 dell'andata, tra Bayern Monaco e Real Madrid si comincia dall'1-0 in favore della squadra di Carlo Ancelotti. Giovedì invece semifinali di ritorno per quanto riguarda l'Europa League, insieme alla Juventus di cui abbiamo parlato prima c'è anche Valencia-Siviglia, punteggio un po' più netto, quello della partita di andata 2-0 in favore degli andalusi, però il Valencia ha rimontato nei quarti di finale proprio partendo da un 2-0 con l'aiuto dei supplementari. No, anzi Adriano, ha ribaltato uno 0-3 a Basilea, superando gli svizzeri per 5-0, per cui è una formazione, quella del Valencia, che assolutamente si giocherà le carte contro un Siviglia, un Valencia che ieri nel turno di campionato ha perso in casa 1-0 contro l'Atletico Madrid, un Atletico Madrid che è lanciato verso la conquista dello scudetto, un Atletico Madrid che dovrà cercare di pareggiare con reti oppure di vincere a Londra contro un Chelsea che ieri nella sfida scudetto contro Liverpool ha fatto 2 tiri in porta e 2 reti, quindi evidentemente in questo periodo il Chelsea di Mourinho sta ottenendo il massimo con il minimo sforzo, per cui sono delle gare molto importanti. Vedremo fra Chelsea e Atletico Madrid quale sarà un po' la sorpresa, anche se ricordiamo sono 2 formazioni che
il Chelsea ha vinto negli ultimi 2 anni una Coppa Campioni e una Europa League, l'Atletico Madrid 2 anni fa ha vinto l'Europa League, e poi vedremo nell'altra super sfida fra Real Madrid e Bayern Monaco, se i campioni di carica tedeschi d'Europa, quindi del Bayern Monaco, e già vincitori con 8 giornate d'anticipo della Bundesliga di quest'anno, riusciranno a ribaltare lo 0-1 subito proprio in casa del Real Madrid. È cominciato intanto il secondo tempo a Reggio Emilia tra Sassuolo e a Juventus. Da 50 secondi non ci sono stati cambi tra le due formazioni, Daniele. Nessun cambio, quindi sono ritornati gli 11 che erano scesi in campo dal primo minuto. Ricordiamoli: nel Sassuolo Pegolo in porta, Lunghi, Cannavaro, Gazzola e Antieri in difesa, Cisba, Marianelli, Ziegler, centrocampo, Zazza, Floro, Flores e Sansone in attacco. Per la Juventus Buffon fra i pali, difesa 3 Agobona, Chiellini, Barzagli, a centrocampo Isla, Pirlo, Pogba, Marchisio, Samoa, in fase offensiva Llorente e Tevez. Si è ripartiti dall'1-1 dei primi 45 minuti di gioco, firmati dopo 9 minuti da Simone Zazza e al 35esimo da Carlos Tevez. Per Zazza è l'8ª rete stagionale, mentre per Tevez è la 19ª rete stagionale, entrambi logicamente per quello che riguarda la massima serie. Dunque 1-1, vedremo se il secondo tempo potrà riservare dei colpi di scena, anche come ricordavamo prima Sassuolo ha tolto punti alla Roma e al Napoli nel girone di andata, per cui sicuramente se vale davvero la regola del non c'è 2 senza 3 in coda a questo campionato, possiamo attenderci anche una sorpresa in questa serata, che è la quart'ultima giornata di campionato, vale per il quart'ultimo turno e soprattutto vale punti davvero pesanti per il Sassuolo, che vuole salvarsi più che per una Juve naturalmente può permettersi un attimo di gestire la situazione. Ancora nessun ammonito per il momento tra Sassuolo e Juventus, questo è il dato, mentre netto invece quello legato ai calci d'angolo, che ricordavamo prima, 5-1 in favore della squadra di Eusebio Di Francesco. Dunque il risultato che rimane di 1-1, come detto, per effetto del botta e risposta tra Simone Zazza e Carlitos Tevez. Ricordiamo anche che potrete, rimanendo sulle nostre frequenze, conoscere il risultato di Sassuolo-Juventus, il finale, dalle 22:40 circa, quando comunque sarà terminata la partita, in questa serata che può permettere alla Juventus di far tornare il suo distacco sulla Roma a 8 punti, dopo che i giallorossi venerdì hanno battuto il Milan, accorciando nuovamente Juve, che è chiamata anche in questo caso alla risposta. Juve che affronterà poi nelle ultime 3 partite, prima l'Atalanta, poi proprio la Roma allo Stadio Olimpico, in quella che vedremo se sarà una sfida di significato o meno, e poi nell'ultima giornata ci sarà il Cagliari. Era già successo peraltro di festeggiare non lo scudetto matematico, ma la vittoria della Coppa, anzi la consegna della Coppa, proprio una partita contro il Cagliari, se non ricordo male, Daniele, nella passata stagione, e tra l'altro anche un Cagliari che aveva segnato il ritorno allo scudetto della Juve il primo anno di Antonio Conte, in quella partita giocata a Trieste, quindi anche un significato maggiore per la Juve in questa storia che si ripete, se vogliamo, andando ad analizzare i vari campionati. Sarebbe il terzo scudetto vinto da Antonio Conte, 3/3 l'unplane per l'allenatore bianconero. Quinto minuto del secondo tempo tra Sassuolo e Juventus. Sentiamo ancora come va a Reggio Emilia. È iniziato quindi con la Juventus in fase offensiva, adesso entriamo proprio in presa diretta con la formazione bianconera, che sta cercando di proporre una fase di attacco con Pirlo adesso che gioca la palla dai 30 metri, la palla però viene deviata e controllata dalla retroguardia del Sassuolo finché non arriva fra le mani di Pegolo. Giustamente ha ricordato prima Adriano corsi e ricorsi storici. 2 anni fa la Juventus vince lo scudetto a Trieste proprio contro il Cagliari, poi la premiazione fu in casa contro l'Atalanta. L'anno scorso invece la premiazione fu con l'ultima gara di campionato contro il Cagliari. La Juventus, diciamo, potrebbe magari andare a rivincere
lo scudetto contro l'Atalanta, poi magari ricevendo la Coppa contro il Cagliari. Però fra tutte queste ipotesi c'è la gara serale di questa sera. Bisogna ricordare che nel giro di pochi giorni la Juventus ha iniziato quindi una gara subendo subito la rete, era successo a Lisbona, svantaggio repentino dopo 2 minuti di gioco, e oggi subito invece a Reggio Emilia contro il Sassuolo, per cui possiamo soltanto registrare anche questo dato, che nelle ultime 2 gare la Juventus quantomeno è partita negli ultimi minuti, subito inseguendo il risultato a Lisbona contro il Benfica riuscì a pareggiare, poi subì la rete dell'1-2 e adesso invece il punteggio vede la formazione quindi di casa del Sassuolo sempre pareggiare con la Juventus per 1-1. E tra l'altro è un Tevez che ha dato in gol questa sera, ma anche a Lisbona nella partita contro il Benfica ha fatto sì che il digiuno si interrompesse. 5 anni di seguito senza un gol nelle competizioni internazionali, un periodo lunghissimo per l'attaccante argentino, sembrava quasi una maledizione assegnato, quello che può essere senz'altro un gol significativo ai fini della qualificazione, ragionando su 180 minuti. Ovviamente perdere 2-1 è comunque molto meglio che andare via con un 1-0, come nel caso specifico per la Juve, alla quale servirà, o se vogliamo basterà, una vittoria appunto per una rete a 0, il minimo sforzo per quanto riguarda il risultato di vittoria per ottenere questa finale, che si giocherà allo stadio della Juventus, proprio allo Juventus Stadium. Comunque sicuramente un duplice significato, una duplice voglia, lo stimolo ulteriore per arrivarci a questo atto conclusivo che vedrebbe la Juve giocare contro la vincente di Siviglia-Valencia in questo derby spagnolo, che ha da replicare a quello che il Valencia è riuscito a fare nei quarti di finale contro il Levante. Invece in Serie B andiamo con quello che è stato l'ultimo turno, perché il Palermo poteva anche campionare la promozione nell'ultimo turno disputato, quello sabato scorso. Doveva vincere con 2 gol di scarto sul campo del Latina, e così è stato. Il Palermo ha vinto 3-1. In concomitanza però l'Empoli ha fatto il suo dovere, ha un po' ritrovato se stesso, battendo lo Spezia per 2-0 allo stadio Castellani. Ha ritrovato peraltro il secondo posto. Per il Palermo festa rimandata magari a sabato, quando giocherà sul campo di Novara. Altra trasferta, però insomma ci sono tutte le premesse affinché la squadra di Beppe Iachini raggiunga questa promozione dopo solo un anno di purgatorio. 75 punti per la squadra rosanero, verdetto che invece si consuma in via ufficiale in fondo alla classifica, perché la Juve Stabia è retrocessa, un campionato assolutamente grigio per la squadra campana. Solo 17 punti, solo 2 vittorie, con peraltro 66 gol subiti, questo dato nel giro di 36 partite. Dunque Juve Stabia che dopo la sconfitta di Trapani 3-0 abbandona il campionato cadetto per fare ritorno in Lega Pro. A Reggio Emilia siamo al 54esimo, siamo anche con l'ultimo flash in cui Daniele Madasi ci racconta la partita prima di volare poi alla fine, alla chiusura, quando Daniele ci darai anche il risultato definitivo. Intanto sentiamo come sta andando 1-1 sempre, ovviamente il risultato quando sono 10 minuti nel corso del secondo tempo. Infatti minuti 55, punteggio sempre di 1-1, la Juventus è andata a tirare 2 minuti fa il secondo calcio d'angolo di questa partita, che era stato fischiato a seguito di un tiro di Pirlo deviato, una deviazione pericolosa che aveva, diciamo così, fatto impensierire Sassuolo di subire anche un'autorete. Adesso la situazione vede la Juventus controllare palla a centrocampo con Pogba, vede servire la palla all'indirizzo di Llorente, che però viene anticipato, ed è Cisba che prende palla, quindi parte il contropiede della formazione di casa, palla sul lato sinistro all'indirizzo di Zaza, palla in mezzo, arriva però invece Ogbonna che anticipa il proprio portiere mettendo la palla in fallo laterale. Minuti 55, secondi 12, Sassuolo 1, Juventus 1. Questo direi che è l'ultimo collegamento che facciamo raccontando la gara.
in diretta per quello che riguarda lo spazio dedicato a Calcio Parlando, però giustamente Adriano ha ricordato che ritorneremo alle 22:40 per raccontare il finale di questa gara. E sta vedendo per adesso la situazione di solo uno Juventus. Vedremo se Conte darà fondo alle proprie energie anche a livello offensivo. C'è Osvaldo in panchina unitamente a Pepe, tra l'altro a Quagliarella, a Mirko Vucinic, a Giovinco già in gol nel lunedì sera in cui la Juve, sempre in trasferta peraltro, ha affrontato l'Udinese 2 settimane fa, e quindi come potrà dipanarsi questa ultima mezz'ora abbondante anche di partita. Ecco, siamo solo all'11° minuto, ma la Juventus vuole stringere i tempi per cercare il gol del 2-1. Noi intanto ci fermiamo, l'aggiornamento continua, sarà quello poi definitivo di questo Sassuolo Juventus, quando Daniele Amadasi ci darà anche il finale di partita dal Mapei Stadium di Reggio Emilia, dove Sassuolo e Juve per il momento sono sull'1-1. Grazie intanto a tutti voi per l'attenzione. Calcio Parlando si ferma qui, torniamo sabato alle ore 13 come di consueto per presentare la giornata di campionato. Ci sarà anche una finale di Coppa Italia come unica partita del sabato. Intanto grazie per l'attenzione, un saluto anche in regia a Roberto Colombo, da Adriano Ancona, buon proseguimento con i programmi di Radio Padania Libera. Ci risentiamo sabato ovviamente con Calcio Parlando. Avete ascoltato Calcio Parlando. Caldo, freddo, e in casa non c'è mai il giusto clima.